E io però, quando ho sentito parlare di queste cose, sono rimasto abbastanza sorpreso, perché io la prima volta che ho sentito parlare di gender è stato più di 20 anni fa, quando ero ancora notevolmente più giovane di adesso. Studiavo scienze politiche prima di interessarmi di teologia e facevo dei corsi di sociologia e già allora avevo sentito parlare a lezione di gender studies. Quando mi insegnarono queste cose se ne parlava in un modo totalmente diverso da come se ne parla oggi e quindi mi viene a dire forse c'è qualcosa che non va. Allora, proviamo a capire se questa rappresentazione così radicale del discorso sul gender o sul genere, anche se bisogna dire, attenzione, che la traduzione della parola gender col termine genere in italiano non è del tutto corretta, però per comodità uso gender e genere come se fossero intercambiabili. Cerchiamo di capire se questa posizione è così attendibile, se quindi un certo clima, un certo modo di affrontare le cose è giustificato. Allora io presento 3 punti: le radici del concetto di genere e la sua evoluzione, come il magistero della Chiesa Cattolica si pone nei confronti della prospettiva di genere, dico prospettiva di genere non a caso, e come la teologia, o meglio un discorso antropologico costruito in base alla teologia cristiana, può affrontare, si può rapportare rispetto al discorso del gender. Allora, io ho poco tempo per fare questa cosa, anche perché dopo di me devono parlare altre persone, e quindi io ho fatto un intervento di 6 cartelle che sono già una super sintesi di quello che ci sarebbe da dire e dirò solo una parte di quello che c'è scritto. Però, come era stato detto prima, chi ha lasciato il suo indirizzo email riceverà l'intervento integrale, dove quindi quello che dico forse è spiegato anche un po' meglio, anche con dei testi di approfondimento, dove volutamente non sono andato a prendere testi di psicologia o sociologia, ma sono andato a prendere esclusivamente testi di teologi, teologhe e persone appartenenti alla Chiesa Cattolica. Allora, primo punto, le radici del concetto di genere e la sua evoluzione. Qui mi rifaccio a quello che ha scritto Susi Zanardo, che insegna all'Università di Roma, in un articolo che è abbastanza ben documentato, che è stato pubblicato su Aggiornamenti Sociali nel maggio 2014. Aggiornamenti Sociali è la rivista dei Gesuiti di Milano. Allora, quando parliamo di genere, e qui svelo perché ho fatto l'esempio di Mel Gibson e di Braveheart, noi ci collochiamo dentro una questione, che è la questione del rapporto tra natura e cultura. Cioè, cosa vuol dire il rapporto tra natura e cultura? Noi, nel nostro modo di essere, di abitare il mondo, come si dice, buonasera, dipendiamo esclusivamente dalla natura, cioè dal dato biologico, o nel nostro modo di essere e di abitare il mondo dipendiamo anche dalla cultura, cioè da come la società elabora una visione del mondo e poi la traduce in pratica. Il fatto che nell'antica Scozia gli uomini mettessero il kilt e noi oggi questa cosa la chiamiamo donna e la consideriamo un abbigliamento femminile, ci dice molto sul ruolo della cultura, cioè nel nostro modo di essere uomini entra dentro anche la cultura. E nel momento in cui si parla di gender, di che cosa si parla? Del fatto che il sesso, cioè il corpo sessuato, quindi i genitali che abbiamo, per essere, siamo tutti adulti, penso che si possa dire questa parola, e l'identità sessuale, perché il sesso non è solo il corpo sessuato, il sesso è anche l'identità sessuale, cioè come io vivo il mio corpo, il mio essere uomo, il mio essere donna. Il sesso riguarda la natura o la cultura? Questo è
la domanda che sta dietro al gender. E il gender, prima di essere un'affermazione, anche perché come vedremo in realtà non c'è un'affermazione riconducibile al gender, ce ne sono tante. Il gender, il discorso sul gender è una domanda, la domanda su che cos'è il sesso che noi viviamo, che è parte integrante del nostro modo di essere. Certo, il mio modo di essere papà è molto diverso da come lo era per mio padre e mio nonno. Mio padre e mio nonno non cambiavano i pannolini come ho fatto io per 11 anni. Allora, siamo biologicamente determinati o siamo culturalmente costruiti? Capite che non è una domanda da poco, perché se siamo biologicamente determinati, quello che fanno gli uomini e quello che fanno le donne, come vivono gli uomini e come vivono le donne, è una cosa che deriva per via deduttiva, immodificabile e assolutamente è assolutamente iscritta nella realtà dal nostro sesso biologico. Questo si può chiamare da un punto di vista filosofico riduzionismo naturalistico. Se invece siamo culturalmente costruiti, il corpo è qualcosa che è culturalmente costruito, almeno lo è il nostro modo di vivere il corpo. Allora, questo è il problema che c'è dietro il gender. Il concetto di genere nasce negli anni 50 e 60 nell'ambito della letteratura psichiatrica degli Stati Uniti, dove si cominciano a usare due termini distinti per indicare l'appartenenza a un sesso. Il sesso indica la dimensione corporea anatomica, il genere indica la percezione di sé in quanto maschio e femmina e poi le aspettative sociali collegate a questa percezione di sé, cioè il ruolo di genere. In altre parole, il sesso biologico è come sono fatto. L'immagine sociale del sesso è come la cultura e la società dice che uomini e donne devono essere. E l'immagine di sé come mi sento nel mio vissuto soggettivo, perché noi siamo persone e ognuno di noi vive, e ognuno di noi vive il proprio essere persona in un certo modo che dipende dalla sua storia, dal posto in cui è nato, dall'epoca in cui è nato e via dicendo. A partire da questo concetto, o meglio da questi concetti, si è sviluppata in scienze umane come sociologia, antropologia e psicologia tutta una serie di riflessioni che si chiamano gender studies, che comprendono un'ampia varietà di teorie e posizioni. Negli anni 70 la riflessione femminista ha legato la categoria di genere alle rivendicazioni politiche del movimento delle donne. Cioè il genere è riletto, o meglio il ruolo di genere è riletto come costruzione sociale e politica dei ruoli che configura il proprio modo di vivere l'essere uomo o l'essere donna. In altre parole, il fatto che la donna, come si diceva fino a una certa epoca, non possa andare all'università, non possa votare perché deve fare certe cose, è un qualcosa che è legato all'essere donna, al fatto di essere biologicamente donna, o è qualcosa che è legato alla cultura? Capisco che adesso tante persone si aspettino che io mi metta a parlare di omosessualità perché hanno in mente che parlare di genere è parlare di quella roba qui, ma se dobbiamo andare alla realtà, io parlo di dati di fatto di un dibattito accademico su come è nata e si è sviluppata questa riflessione. Quando parliamo di riflessione sul genere parliamo di questa cosa qua. Poi negli ultimi 15 anni si è realizzato un aggiustamento, cioè sono state introdotte delle posizioni che dicono non solo il ruolo di genere non è modellato sul sesso, ma addirittura il corpo stesso e il modo di vivere il corpo è un'interpretazione sociale, è un'espressione culturale. Allora, capite che non è la stessa cosa dire, e se poi non è chiaro fate delle domande, lo spiego meglio dopo, non è la stessa cosa dire che la cultura influenza il modo di essere uomo e di essere donna e codifica dei ruoli che cambiano nel tempo. Infatti io cambio i pannolini e mio papà non li cambiava. Ed è un'altra cosa dire che la cultura
plasma completamente il modo di vivere il corpo e quindi io posso trasformare il mio corpo per effetto. Queste sono due posizioni diverse. Allora, ecco perché ci sono tre fasi nell'elaborazione del discorso di genere, che io le espongo successivamente, ma in realtà sono cose che si mischiano. La distinzione psicologica tra sesso e identità di genere, la riflessione sul condizionamento politico e culturale dei ruoli, e poi quello che potremmo chiamare costruttivismo radicale o culturalismo spinto, che dice è tutto un prodotto della cultura. Allora, Chiara Giaccardi, che è una sociologa italiana, che ha scritto un articolo su Avvenire il 31 luglio 2015 e che è nel comitato preparatore del convegno ecclesiale di Firenze che ci sarà il prossimo mese, ha scritto un articolo di dire non facciamo a meno del genere, perché il genere non è solo ideologia, e dice ci sono delle scuole di pensiero diverse, sostanzialmente due: una scuola di pensiero che dà peso solo al dato biologico, corporeo, alla natura potremmo dire, e una scuola che dà peso prevalentemente alla cultura. Però dentro questa seconda scuola ci sono due posizioni. Io sto semplificando molto, però una posizione moderata che dice è importante il corpo ed è importante la cultura, e una posizione che potremmo chiamare radicale che dice è importante solo la cultura. Allora, quando si parla di gender in certi discorsi che mi permetto di chiamare discorsi della paura, si fa riferimento solo a quest'ultima posizione, che però non esaurisce, è un insieme, è una parte, ma non comprende tutte le teorie, gli studi, uso il plurale apposta, sul genere, che sono un insieme molto più vasto. E tant'è che persino Judith Butler, che è considerata in certi dibattiti come una specie di demonio, ha affermato di recente: il sesso biologico esiste, e come? Non è né una finzione, né una menzogna, né un'illusione. Io dico semplicemente che la sua definizione necessita di un linguaggio e di un quadro di comprensione, perché il linguaggio, il modo in cui parliamo delle cose, influenza il modo in cui viviamo. Allora, ecco perché Aristide Fumagalli, che insegna teologia morale al seminario di Milano, alla facoltà teologica di Milano, che ha appena pubblicato un libro, La questione gender, una sfida antropologica, dice: la confusione semantica e l'indeterminatezza concettuale rassomigliano la questione gender a una nebulosa costituita dalla convergenza e dalla mescolanza di diverse variabili. Allora, quando noi parliamo di gender, parliamo di un concetto che può essere interpretato in modi molto diversi. Quindi dire il gender è quella roba lì è un dato di fatto errato, perché non corrisponde a quella che è la realtà di un dibattito teorico, accademico, che va avanti da più di 50 anni, dove sì, esistono posizioni che potremmo definire ideologiche, problematiche, criticabili da un punto di vista della visione cristiana dell'uomo, ma non vuol dire che il gender si identifichi completamente con queste posizioni. Allora, quello che abbiamo detto ci consente di capire che questo termine non appartiene alla dottrina e alla tradizione cristiana, è un termine che viene dal di fuori, e che quindi i documenti della Chiesa, i vescovi e il Papa, quando usano importandolo, e quando si parla di gender non si parla di materia di fede, quindi la definizione del concetto di gender non è come il concetto di Eucaristia, che è definito come verità di fede dal Magistero e dalla dottrina della Chiesa Cattolica. È un concetto che viene dall'esterno e che viene impiegato in certi documenti, in certi discorsi. Allora dobbiamo capire con quale senso e quale significato viene impiegato.